È il mondiale di Pelé, è il mondiale dei record di gol del capocannoniere di tutti i tempi, di un'edizione dei mondiali. Parliamo di Svezia 1958, che fu anche il primo mondiale, la prima fase finale dei mondiali senza l'Italia. Noi abbiamo sempre pensato che si trattasse di un unicum, e invece purtroppo la nostra epoca ci sta dicendo tutt'altro. È la sesta edizione dei mondiali, questo è lo scrigno del calcio, questa è la storia dei mondiali. Scrivetevi nei commenti intanto, ovviamente non i ricordi del 58, che immagino non tutti, non tutti abbiano, soprattutto chi ha la mia età, ma ditemi se vi sta piacendo questa edizione del 2026 dei mondiali, se vi piacciono le partite, se vi piacciono le squadre, se vi piace anche il modo in cui sono strutturati. Io vi dico la verità, le rubo 2 minuti alla rubrica per dire che le partite, non ci sono edizioni dei mondiali o degli europei o delle coppe europee con tutte partite belle o tutte partite brutte. Forse io credo ci sia stata una sola eccezione, che è stata Francia 98, in cui il livello del calcio era talmente alto che forse sono stati i mondiali più belli qualitativamente, perché c'erano squadre con giocatori veramente talmente forti, però anche lì c'erano delle squadre, insomma, ricordo la Tunisia o il Sudafrica o l'Arabia Saudita, che avevano veramente poco da dire e poco da offrire. Quindi le partite, sempre ci sono partite buone, partite meno buone, partite affascinanti, partite noiose. A me quello che non piace, oltre all'allargamento a 48 nazionali, è un po' questa spettacolarizzazione in cui, come al solito negli ultimi anni, lo sport, proprio la parte sportiva, viene messa dopo il resto. Questo ingresso delle squadre con la musica, queste interruzioni per idratare il campo e mandare le pubblicità in televisione, che è il primo passo verso la suddivisione a 4 tempi di una partita di calcio, perché voi non pensate che questa sia una cosa così fatta per ridere o davvero per idratare il campo. Questo è fatto per preparare le persone ad avere più interruzioni e ovviamente per fare più pubblicità. Si arriverà a questo. È come quando io parlo male di alcune maglie, si arriverà ad avere, ve l'ho già detto una volta, e quando accadrà, adesso tutti ridono, ma quando accadrà, perché accadrà, che il Milan avrà la terza maglia nerazzurra e l'Inter avrà la terza maglia rossonera, o la Roma avrà la terza maglia celeste e la Lazio la terza maglia giallorossa, perché ve lo imbastiranno dicendo no, però bisogna cambiare, bisogna non essere rigidi nelle concezioni, e arriveremo a quello. Chiusa parentesi, parliamo di Svezia 1958, sesta edizione dei mondiali, 8-29 giugno 1958, sono 16 ancora le partecipanti, con 3 esordienti che sono l'Unione Sovietica, l'Irlanda del Nord e il Galles. Menzione particolare per l'Irlanda del Nord, che è proprio il giustiziere dell'Italia, elimina gli azzurri ed impedisce appunto all'Italia stessa di partecipare alla fase finale in Svezia. Le favorite d'obbligo sono ovviamente la Germania, campione del mondo in carica, e la Francia, che è fortissima, oltre al Brasile, che ha un'ottima considerazione, e tutto sommato anche la Svezia ha qualcosa di... inizia ad esserci un po' la sensazione che il paese organizzatore si prepari molto anche dal punto di vista tecnico, e poi ci sono ottimi giocatori come Nils Lidholm, che potrebbero permettere alla Svezia di ben figurare, e anche la Jugoslavia gode sostanzialmente di discreta rilevanza. Si assiste anche qui a partite di buon livello e partite un po' meno. Le semifinali sono tutte e due spettacolari, sono Svezia-Germania Ovest, e che i padroni di casa vincono 3-1, e Brasile-Francia, partita che viene vinta dal Brasile per 5-2. Il Brasile merita una menzione particolare, soprattutto perché è una squadra ultra offensiva, è una squadra che
che è un piacere guardarla e soprattutto è un piacere guardare un ragazzino che si chiama Pelé e che scriverà la storia del calcio non solo in questa edizione dei mondiali in cui segnerà tantissimo, ma in cui impressionerà davvero per forza fisica, per talento, per qualità, e inizia a essere uno di quei brasiliani che non si riesce a definire come ruolo, in realtà gioca col numero 10, è un trequartista, ma è in realtà un attaccante, è troppo riduttivo dare un ruolo a gente come Pelé. Se gli dai del centravanti stai quasi sminuendo il valore tecnico, se gli dai del trequartista non valorizzi la sua efficacia sotto porta. Pelé è Pelé, come Cristiano Ronaldo, come tantissimi giocatori come Maradona, come Messi. Che tipo di ruolo gli vuoi dare? Sono dei fuoriclasse, ecco, il ruolo è il fuoriclasse. La finale è Brasile-Svezia e il Brasile ripete il 5-2 della semifinale battendo gli svedesi in finale, dove brilla ovviamente la stella di Pelé. La finale per il terzo e quarto posto è Francia-Germania Ovest e la Francia vince 6-3, altro risultato bello colorito, con 4 gol di Just Fontaine, che è il capocannoniere del mondiale con 13 gol, record tuttora imbattuto in una singola edizione. Ora, Messi, Mbappé batteranno sicuramente il record di 16 gol di Klose in generale nei mondiali, ma i 13 gol di Fontaine ai mondiali sono stati fatti tutti in una singola edizione, in un'edizione in cui le partecipanti erano 16 e le partite molte meno. Mi dispiace per tutti coloro che arriveranno in futuro e che ci sono nel presente, è un record che rimarrà unico nel suo genere. Potranno anche arrivare capocannonieri con 15 gol, con 16 gol ai mondiali, tanto con tutte queste partite si arriverà ad avere dei capocannonieri che sembreranno capocannonieri di una normale lega, ma il record di Just Fontaine rimarrà unico e inimitabile. Questo è lo scrigno del calcio e questa è la storia dei mondiali. Ci sposteremo in Cile la prossima settimana per parlare dei mondiali del 62.